già da settimane è attivo un tentativo di manipolazione dell'opinione pubblica anche con le parole chiave che possono colpire il cittadino, quindi armi, caccia, cacciatori, nulla di tutto questo è inserito in questo progetto di legge che dà garanzia alle pubbliche amministrazioni di autorizzare alcuni percorsi di volontariato gestiti dall'ente pubblico con la legge specifica sulle silvopastorali. Oggi queste attività già vengono effettuate, ma sono per lo più autorizzate dal testo unico dell'ordinamento degli enti locali, dove però viene normata una situazione soprattutto emergenziale. Quindi intendiamo allocarli nella legge specifica per dare garanzia di che il percorso sia un percorso condiviso e autorizzabile. Oltretutto queste tre categorie già transitano su questa viabilità perché sono attività che vengono già fatte, quindi da questo progetto di legge, se sarà approvato, non ci sarà nessun aumento della percorribilità su questa viabilità. Le tre categorie sono i volontari che agiscono su organizzazione degli enti pubblici per le giornate ecologiche, piuttosto che per le azioni di attenzione alla fauna come i foraggiamenti invernali nel caso di eccessivi innevamenti, sono i conduttori da cani da recupero che vengono chiamati dopo gli incidenti stradali con la fauna selvatica, piuttosto quando soggetti a una situazione di fatalità anche attraverso altri tipi di azioni, e sono i soggetti che dopo aver superato esami, corsi di formazione con regole rigidissime attuano a favore dei cittadini veneti i piani di gestione degli invasivi.